Eccoci qui, buonasera a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda con la chioma fluente perché mi stanno crescendo i capelli e li lascio crescere, voglio che crescano lunghi come erano nel 2016, li avevo arrivavano fino al sedere, quindi da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Come vedete mi sono sgonfiata perché ho cambiato alimentazione, mi sto sgonfiando moltissimo e sono molto contenta. Anche voi vi do un consiglio, poi se lo volete seguire bene, altrimenti fate come volete: non avvelenatevi con i cibi che vendono nei supermercati, selezionate bene. Adesso l'informazione c'è, ci possiamo documentare bene sul web, ci sono dei dottori che parlano, quindi confrontarli, non seguirne solo uno, ma confrontare le varie voci e capire che alimentazione dobbiamo seguire, perché ognuno ha la propria alimentazione da seguire, non tutti possiamo mangiare le stesse cose. Seguiteci su Rivista Donna, a cui ho voluto dare l'esclusiva, quindi non leggete gli altri articoli perché vi fanno male. E, no, scherzo, però qualcuno è stato fatto così gratuitamente, cioè io sinceramente non avevo mai detto alcune cose, questi vanno a pubblicare. Comunque lasciamo perdere, seguitemi solo su Rivista Donna, oppure quando Rivista Donna fa i gemellaggi con Totus Impari, questi giornali qui insomma che mi seguono, seguitemi lì. Bene, poi volevo dirvi che da questa settimana entrante, da questa settimana andrà in onda la replica della trasmissione della musica sarda, Canzoni di Sardegna, condotta dal giornalista Silvio Cherchi, da Maurizio Gastaldi e dalla sottoscritta. Bene. Veronica Pisano. Bene, ora continuiamo. Veronica Pisano. Continuiamo con Abacada, cioè iniziamo con Abacada di Andrea Parodi. Vi ricordo che siamo i primi in Sardegna a fare delle live su YouTube di musica sarda. E ne andiamo orgogliosi. Allora solleviamo. Non è questo il tono. Dobbiamo fare un tono sopra, mettiamo, dai. Vediamo. Così dovrebbe stare bene. C'era scritto K3. Addirittura. Boh, c'era scritto quello, io non lo so. Facciamo. Scusate l'inconveniente, ma queste sono prove, non è un concerto, queste sono prove, quindi ci sta. Poi sono cose che si fanno dal vivo, quindi si vogliono fare dal vivo proprio perché ci siano queste cose qua, così imparate anche voi. Vediamo un po' la tonalità, perché prima si decide la tonalità e poi si inizia a cantare. Vai Maurizio, fammi sentire. Questo sarebbe il Cap 3. Ok. Tono e mezzo sopra come l'abbiamo fatta prima. Qui c'è scritto Cap 3. Più 3 c'è scritto. Durchea Bacada de custa furiada, da esarzia da ogros e voe la pana
S'anima non posa mai. Durca baccata de custa furiada da estancia da ogros e voes la pana espantados colores. Narana, narana, que esos boys no pasan mal. Narana, narana, s'anima no pasa mal. E grazie, è uscita benissimo a Baccada, sono molto contenta. Ora la rimetto a posto e voi aspettate un attimino, perché subito dopo ci aspetta una tradizionale sarda, la galluresa, Mutos de Amore, quindi aspettate un attimo che rimetto a posto questa canzone, questo foglio, il testo. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, ma anche a quello di Maurizio Gastaldi, e di lasciare un like, grazie. La galluresa, detto anche la tempisina, al capotasto 3, Maurizio. Oh, grazie carissima. Che poi ho... Questo è il pezzo bellissimo, mi piace molto questo pezzo. Ecco, a Maurizio piace molto questa canzone. E piace pure a me. Salmodia de Baule, giusto inizia? No. Quando la tempi. Sì, ma Ah, no, Salmodia quello è de Baule è l'altro. un altro. Mi piace anche l'altro. Vi ricordo che queste canzoni le abbiamo tradotte, le ho fatte tradurre in lingua russa e sono uscite magnificamente. Se volete avere maggiori informazioni potete anche cercarle qui sul web, nel mio canale YouTube, le trovate, oppure mi mandate un messaggio su WhatsApp al numero 346 8473 005, ecco, e me le chiedete e io ci mettiamo d'accordo e ve le mando. Quando la tempiesina e come canta Maddalena, tutto quinto di balena fura tu minna lugori, fura tu minna lugori. Ogni tempo viene e passa e come mangia gli fiori, così stesso è l'amore, chi lo vede e chi lo lascia, chi lo vede e chi lo lascia.
bravissimo Maurizio Gastaldi, che proprio ce l'ha messa tutta. Ah, cioè, ho messo questa. Devo dire che oggi Maurizio Gastaldi sta mettendo tutto se stesso, ed è una cosa buona, vuol dire che è in piene forze, perché molte volte siamo stanchi, non abbiamo voglia e le cose le facciamo lo stesso. Io cerco sempre di mettercela tutta. No, Sì, è vero, Maurizio è un grande artista. Dunque, Cenava Rasantu. Due, giusto? Al capotasto al 2, sì. Ciao, lasciate un like se vi piace il video. Questa è una bellissima canzone scritta da Maurizio Gastaldi. E sa Dio non spanto e su coro e scantoris intonendi po su signori e su coro e scantoris intonendi po su signori. Is ventanas pintaras flori de ogni colore en tulantes banderas confias de su vento e mari en tulantes banderas movias de su vento e mari. Arriverà su ne 4. Fai un giro. Arriverà su nel quarto e sa croci e su santo e sposi sarziata al cielo sul lamento e spasciose stenoris e smannus e pispius e feminas e nietos senza vento. Vrago de pesce arrostio non si fa paravezza tutto gente di arrazza fra i sorris totus amigos tutta gente di arrazza fra i sorris totus amigos tutto gente di arrazza fra i sorris totus amigos. Bene, bravissimo Maurizio Gastaldi. Vi ricordo che sto componendo un bellissimo cortometraggio che vi piacerà sicuramente. È una sorpresa. Comunque parla d'amore, parla d'amore. Come mai ho questi fogli messi così? Boh. Adesso infilo questo. Subito dopo questa canzone ci sarà l'ultima, Papa Francesco,
un brano scritto da Maurizio Gastaldi, un altro brano scritto da Maurizio Gastaldi in italiano. Purtroppo io gliel'avevo chiesto, per me era palese che la scrivesse in sardo, invece me l'ha scritta in italiano e va bene, non importa, ce la cantiamo in italiano. Papa Francesco, Che perché ho tonalità saputo è? che adesso sta facendo da bravo. No, non è la tonalità. Ah, questa è questa è un po' sol, particolare. no, non è che sol. Aspetta, Questa è un fa diesis, bisogna aspetta, te la metto. no, bisogna solo abbassare la tonalità della chitarra. Papa È Francesco fa diesis. che no? sta facendo da bravo, quindi gliela dedichiamo questa canzone qua. Eccola qua, un attimo, lui deve sentire la tonalità. No, adesso- no, è da abbassare tutto. Io mi soffio il naso, tu ti ascolti la canzone. No, questa accade. Ok. Eccoci qui di nuovo. Sono soffiato un attimo il naso. Un sorso d'acqua e siamo pronti? Siamo pronti, Maurizio? No. No, non siamo ancora pronti. Vi ricordo di iscrivervi ai miei 6 canali YouTube. Adesso non me li ricordo, comunque i miei 2 principali, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico, cioè questo. Musica con, adesso aspetti un attimo, musica con Veronica Pisano e al canale YouTube di Maurizio Gastaldi. E vi ricordo anche che dalla prossima settimana, cioè sì, dalla prossima settimana a venire, andranno in onda di nuovo le puntate, la trasmissione su Radio Bonaria, seguiteci anche lì. Bene, Papa Francesco. Sei arrivato da molto lontano, sei arrivato dalla fine del mondo, una borsa in mano ti accompagnerà. Argentina, anche un poco italiano, ora Roma ti darà una mano, e il gran cupolone ti proteggerà. 100.000 braccia si alzano in cielo, nei tuoi occhi una lacrima, un velo, un raggio di luce, pace e semplicità. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrei cadere mai, saremo sempre qui con te. Dai, forza Francesco, vai, con tutta la forza che puoi, vai avanti e non fermarti mai. E in quella via Crucis da solo, in bianco vestito portavi la croce del mondo e piange l'umanità. Ora il cielo ti starà a guardare, la terra ti starà a sentire, quando all'Angelus dici pregate per me. Sì, sei proprio come uno di noi, non potrei cadere mai,
Dai, dai, dai forza Francesco, vai, con tutta la forza che puoi, vai avanti e non fermarti mai. Sali poi, sali sempre. C'è qui da salire. Ecco, Maurizio l'ha voluta chiudere qui, io me la sentivo di fare l'altro pezzo, quello alto. Non c'era. Eh? No, c'è, non l'hai voluto fare. Non c'è l'altro pezzo. In che senso? Cioè, sì, se proprio Ah, che il pezzo sale. finale. Comunque è andata benissimo lo stesso, anche senza fare i super acuti. Vi diamo appuntamento al prossimo video, visto che si è collegata parecchia gente e non hanno lasciato un bel niente, né like né dislike, niente. Vabbè. Grazie, ciao!